Bene, 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 bene. Eccoci qua con il nuovo oroscopo della settimana che va dal 13 dicembre al 19 dicembre. Però prima di iniziare con la lettura dell'oroscopo, del nuovo oroscopo, è giusto ricordarvi chi sono io. Allora, sempre io, il Santone di Avella, Cleo per gli amici, operatore e ricercatore delle scienze esoteriche dal 1979. Mi occupo soprattutto di legamenti d'amore e ritorni d'amore per coloro che hanno perso il proprio compagno per un'altra donna, che ne so, vi ha lasciato vostro marito e volete che torni da voi, io posso essergli utile. Bene, detto questo, andiamo con la lettura dell'oroscopo, iniziando nel dire che l'Ariete inizia una settimana veramente buona e piacevole, in cui potrebbero arrivare delle fantastiche emozioni, ragazze, mentre il Cancro, questa nuova settimana del mese, inizierà molto bene e voi vi sentirete tranquilli in compagnia di chi amate. Sagittario invece è meglio dire fin da subito che per molti di voi potrebbe essere una settimana particolarmente difficile. I pesci invece in questa nuova settimana avrete un oroscopo abbastanza interessante e fortunato dal punto di vista dell'amore. Ecco tutte le previsioni per l'oroscopo della settimana che va dal 13 al 19 dicembre. Allora, il segno dell'Ariete, amore. Inizio una settimana veramente buona e soprattutto piacevole in cui potrebbero arrivare delle fantastiche emozioni. Per chi è impegnato sentimentalmente tutto ok. Ci si potrà godere la propria storia d'amore senza troppi intoppi. Veramente un momento fantastico. I cuori solidari invece potranno contare sulle stelle per fare dei nuovi ed interessanti incontri. La prima parte della settimana sarà il periodo migliore. Quindi rilassatevi, voi del segno dell'Ariete, rilassatevi per un attimo perché la settimana sì è un po' incarbugliata, però poi si andrà a stabilizzare. Tutto dipende da voi, dal vostro stato d'animo. E andiamo col segno del Toro. Amore. La settimana non partirà nel miglior modo possibile e forse ne approfitterete per riflettere su un certo rapporto iniziato. Questo vi porterà a nuove consapevolezze e magari a una nuova emozione speciale, ma che dico, molto speciale. In effetti i primi giorni potrebbero essere un po' privi di emozioni e situazioni piacevoli. La seconda parte della settimana invece sarà decisamente migliore e potrebbe lasciarvi quel qualcosa in più. Ok? Approfittatene. Il segno dei gemelli. Amore. Attenzione all'umore. Alti e bassi in questi giorni. Sarebbe meglio non perdere l'ottimismo. Forse l'unico sostegno che avete è proprio l'amore. Il partner è una persona a voi vicina, ok? Quindi vi darà un aiuto anche se morale. Approfittatene per passare molto tempo con chi vi capisce e vi fa stare bene.
Il discorso è molto simile anche per chi non è impegnato in una relazione. Appoggiarsi sugli effetti per continuare a avere un mod positivo e sentirsi forti è molto molto importante. Il segno del cancro, amore. Questa nuova settimana del mese inizierà molto bene e voi vi sentirete tranquilli in compagnia di chi amate. Durante la prima giornata potrete godervi sia il rapporto di coppia che il rapporto di una nuova conoscenza. Occhio però, perché le cose potrebbero poi cambiare molto velocemente per quanto riguarda il weekend. Non sarà affatto così speciale per le emozioni e i sentimenti. Potrebbe esserci un peggioramento e magari qualche discussione di troppo. Cercate di mantenere la calma. Il segno del leone, amore. I primi giorni di questa settimana potrebbero essere leggermente sottotono e quindi se non vi sentirete al top sarà proprio per questo. Non vi preoccupate più di tanto. Varrà anche per le coppie e per i single. Non ci sarà troppo di cui preoccuparsi perché le stelle vi aiuteranno, soprattutto durante il weekend. Periodo perfetto per vivere pienamente l'amore con la propria dolce metà, ma anche con una nuova conoscenza nel caso in cui siate soli. Il segno della Vergine, amore. Se siete impegnati sentimentalmente, avrete dei giorni veramente intensi e piacevoli. Non mancheranno emozioni e situazioni belle per voi e per la persona che vi sta vicino. In realtà non si potrà dire diversamente dei single, perché pure loro sono previste sorprese ed emozioni interessanti durante questa settimana del mese. Quindi datevi da fare anche voi single. Il segno della bilancia, amore. Allora, per la bilancia invece questa settimana sarà veramente buona e per certi versi persino speciale. Godetevela quindi, eh? Per i rapporti tutto andrà bene e potrebbero esserci miglioramenti anche per quelle relazioni che ultimamente non andavano tanto bene. Bisognerà comunque tenere a bada i primi giorni che saranno un po' più complicati. Poi tutto in crescendo e questo varrà anche per i cuori solitari in attesa di una nuova conoscenza emozionante. E andiamo con il segno dello Scorpione in amore. Per voi del segno dello Scorpione, forse ultimamente avrete avuto troppo da fare. Magari vi siete dati un po' troppo sul lavoro, tralasciando tutto il resto che vi circonda. In questa settimana invece in questa settimana di dicembre potrete quindi ritrovare l'amore, quell'equilibrio e quella passione di coppia che vi è mancata. Anche i single potranno decidere di aprire finalmente il loro cuore e di far parlare le emozioni. Segno del Sagittario, amore. È meglio dire fin da subito che per molti di voi potrebbe essere una settimana particolarmente difficile. Che siate impegnati in una relazione sentimentalmente oppure non ancora, questi giorni potrebbero generare problemi e portarvi ad avere un umore molto basso. Proprio per questo dovreste essere bravi a gestire bene determinatamente certe situazioni.
non aspettatevi delle grosse novità. Il segno del Capricorno, amore. Questa nuova settimana per voi del segno del Capricorno, questa nuova settimana del mese di novembre non sarà affatto male, anzi, nei prossimi giorni per molti di voi inizieranno ad esserci delle emozioni speciali e anche tanto intriganti che vi piaceranno, tante situazioni intriganti che vi piaceranno molto. Così sarà pure per i single vogliosi di godersi qualche nuovo incontro. È il periodo buono. Il weekend sarà il periodo migliore per l'amore. Farete bene a viverlo appieno. Segno dell'Acquario, amore. Per voi dell'Acquario il periodo migliore sarà quello di venerdì e da lì avrete una fine settimana splendida. Per chi è impegnato in una storia ci saranno delle piacevolissime emozioni e non mancheranno nemmeno alcune sorprese inaspettatamente. Passi in avanti e nuovi possibili incontri pure per i cuori solitari che lo desiderano da tanto tempo. È arrivato il momento giusto, godetevelo. E infine il segno dei pesci in amore. Per voi pesciolini, in questa nuova settimana avrete un oroscopo abbastanza interessante e fortunato dal punto di vista dell'amore. Le emozioni più grandi arriveranno soprattutto per chi sarà in grado di dare lo giusto spazio ai sentimenti e alla propria dolce metà. O ad una persona nuova nel caso che siate single. Tutto sommato sarà un periodo decisamente buono, soprattutto per quanto riguarda l'inizio della settimana. Benissimo, miei cari amici, e così era l'oroscopo di questa settimana che va dal 13 al 19 di dicembre. Ok? Noi ci sentiremo per la prossima settimana. Vi auguro una felicissima settimana, anche perché sono in arrivo le feste, le festività, e quindi godetevi appieno questi momenti. Ok, allora vi saluto, come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi e andiamo con la sigla. Ciao a tutti.